Comincia la seconda fase del programma di ripopolamento di vongole e camelea gallina nei compartimenti marittimi del Veneto, che consiste nella traslazione della risorsa dal compartimento di Civitanovo Marche. Oggi, infatti, a partire dalla banchina del punto di sbarco di Punta Poli cominceranno le operazioni di riallocamento della risorsa, che verrà caricata a bordo della motonave Bivalvia Prima per essere poi allocata davanti al litorale di Sottomarina e di Isola Verde. Seguiranno le operazioni il personale dei Cogevo e faranno da supervisione alle stesse il personale tecnico-scientifico dell'Istituto di Ricerca Agriteco di Veneto Agricoltura e dell'Università degli Studi di Padova. Eventuale supporto a livello logistico sarà dato da altre due vongolare, la Nonno Renzo e l'Acapulco Seconda.